Le sirene spiegate e l'omaggio di tutte le forze dell'ordine a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, 3 carabinieri morti nella strage di Castel d'Azzano. Iniziamo così oggi, buongiorno, questa prima edizione proprio con questo tributo e con il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Simone Paccioni, che ha passato in rassegna i mezzi schierati davanti al comando provinciale di via Rismondo a Padova, salutando e ringraziando per il sentito cordoglio che stanno esprimendo. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, tutti insieme per ringraziare il sacrificio di 3 vite umane che hanno dato la vita per una divisa, per un mondo migliore, per combattere il male e valorizzare il concetto di legalità. Grazie a tutti. Ampio spazio anche oggi alla strage di Castel d'Azzano. Ieri abbiamo seguito sin dalle prime ore del mattino il susseguirsi degli eventi con le testimonianze, le voci di chi era sul posto fino alla tarda mattinata, con quelli che sono stati anche gli sviluppi sul fronte poi della ricostruzione degli eventi, e torneremo su questo tra pochissimo anche con i servizi di cronaca di ieri. Ma intanto andiamo dal nostro Francesco Ratai. Insieme a Federico Cibotto hanno raggiunto l'abitazione di una delle vittime, di Valerio Daprà, e ci raccontano quello che è il clima di dolore che si respira oggi, ma anche sentiremo le voci di chi conosceva bene Valerio. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo appunto a Padova, in via Friuli, dove risiedeva il brigadiere Daprà insieme alla compagna Sandra Botton. Chiedo scusa. La signora Sandra è chiusa in casa nel dolore, è senza parole. Se il rumore delle sirene ha riempito il cielo di Padova questa mattina alle 8:30, qui in via Friuli regna il silenzio, il rispettoso silenzio. Noi abbiamo sentito la figlia della signora Sandra, che era la compagna appunto di Daprà, che descrive Valerio, come ha voluto chiamarlo lei, come un secondo padre. Possiamo sentire le sue parole. Valerio doveva andare in pensione, aveva rinunciato alla pensione, avrebbe già potuto essere in pensione. Ecco, una vita dedicata all'arma, al servire gli altri. Sì, le confermo, aveva l'opportunità di andare già in pensione, però insomma l'amore per il proprio lavoro l'ha portato a proseguire. Lui è un operativo a tutti gli effetti e quindi ha deciso di proseguire il suo lavoro, il suo percorso, ecco. Ecco, sua mamma come sta? Mia mamma è distrutta, siamo tutti distrutti e credo che le lacrime non si possano quantificare tra la giornata di ieri, dalla mattina, alla giornata di oggi. Siamo tutti distrutti. Ovviamente non è facile anche parlare di questo perché le emozioni sono forti, contrastanti, e mia mamma, poverina, è quella più colpita di tutti noi, ecco. Lo capisco, e alle volte il silenzio racconta più di delle parole. Molte parole. Anche il comandante delle API, l'aliquota dove lavorava il brigadiere, oggi ne ha fatto un ricordo splendido di questi ragazzi che lui dice: il carabiniere mette la vita degli altri davanti alla propria. È vero, le forze dell'ordine, o comunque il carabiniere, in questo caso Valerio, come tutti gli altri, fanno un lavoro veramente eccezionale, sono al servizio di tutti e onore per questo. Ecco, chi era Valerio? Beh, avrei tanti aggettivi da poter esprimere che in questo momento non riesco molto a poter quantificare ed esprimere nel modo forse più giusto. Le cose che posso dire di più di Valerio è che è veramente una persona altruista e
non solo come papà per me, nei confronti appunto anche del mio compagno, un secondo papà verso tutti gli altri familiari, gli amici, i vicini, una persona veramente splendida, innamorato del proprio lavoro, innamorato della propria famiglia. Ecco, queste le parole di Tatiana Michetti, che in Valerio Dapra vedeva come un secondo padre, l'avete sentito dall'intervista. Se non ci sono delle domande ti restituisco la linea, Francesca. Grazie davvero Francesco, grazie a Federico Cibotto, grazie per averci proposto queste parole chiaramente avvolte dal dolore e il dolore che vivono anche, che vive l'Arma dei Carabinieri. Sempre Francesco Ratai questa mattina ha incontrato il comandante dell'aliquota pronto intervento di Padova, Lorenzo Viel, che ha ricordato i suoi uomini caduti a Castel d'Azzano, un esempio per tutti i militari, ha detto. Sono persone, fratelli, gente di esperienza. Abbiamo diviso momenti belli, momenti difficili. Posso dire che mi sono sempre impegnato per sceglierli gli uomini, e anche loro fanno parte di questa ristretta cerchia di persone equilibrate che hanno sempre offerto le migliori garanzie dal punto di vista umano, professionale. Nel nostro reparto si arriva solo dopo una selezione e per accettazione anche di tutti gli altri compagni, quindi vi posso dire che erano dei modelli di carabinieri dai quali tutti i carabinieri si ispirano ogni giorno per dedizione, spirito di servizio, per spirito di corpo, spirito di appartenenza. In questo momento mancano dei fratelli. Ieri il ministro Crosetto, dopo aver parlato con uno dei militari che è rimasto ferito, ha riferito con le lacrime agli occhi che la risposta che uno dei suoi uomini ha dato è: ma noi siamo carabinieri, questo è il nostro dovere. È la risposta che mi aspetto da ogni appartenente dell'Arma dei Carabinieri e delle API in special modo, perché non facciamo questo per i soldi, per la gloria o per il rispetto. Un carabiniere vive e muore per persone che non conosce. Noi non interveniamo, noi interveniamo e veniamo svegliati di notte e corriamo, e lo scopriamo dopo il perché andiamo a fare il lavoro che facciamo. Vi posso dire che erano tutti ragazzi veramente preparati, seri, con un background importante, sono stati presi a modello da tutti i reparti come i nostri in tutta Italia. Sono persone che hanno anche lavorato all'estero, sono veramente dei carabinieri a cui ispirarsi. E queste le parole con una commozione ben evidente del comandante del corpo speciale, il corpo API di Padova. Tra poco ricorderemo anche le altre due vittime di questa strage. Insieme ad Aprano ha perso la vita anche Davide Bernardello e il loro comandante, il comandante del SOS di Mestre, Marco Piffari. Prima però andiamo a Verona dalla nostra Marta Zatta per tutte le novità relative all'inchiesta. C'è anche una possibile data dei funerali, potrebbe essere nel fine settimana, ma sentiamo tutti gli aggiornamenti da Marta Zatta. Buongiorno Marta.
Sì, buongiorno. Ci troviamo in questo momento davanti all'ospedale Borgo Roma, dove sono state dimesse la maggior parte delle persone ferite nell'esplosione di Casteld'Azzano. Al momento sono ancora 3 le persone ricoverate in terapia intensiva nel centro Grandi Ostioni, tra le quali anche Maria Luisa Ramponi, la sorella coinvolta nell'esplosione che avrebbe innescato la deflagrazione. Al momento la Procura della Repubblica di Verona ha disposto l'autopsia sui corpi dei 3 carabinieri che hanno perso la vita, ma la data esatta dei funerali non è stata ancora detta. Comunque dovrebbe essere entro il fine settimana e si dovrebbe tenere a Santa Giustina a Padova. Un funerale che sarà lutto nazionale, mentre per quanto riguarda il Veneto il governatore Luca Zaia ha disposto il lutto regionale. Casteld'Azzano invece, da parte della sindaca, ha disposto 6 giorni di lutto e proprio domani alle 18 partirà una fiaccolata per ricordare le vittime, per stare vicino alle famiglie delle vittime lungo le vie del comune. Intanto è da capire ancora se gli contestano, se ai 3 fratelli viene contestato il reato di strage. Per il momento l'accusa resta quella di omicidio premeditato volontario. Nel frattempo stanno arrivando in questi giorni il cordoglio da tutto il Veneto, ma da tutta l'Italia in realtà, perché proprio questa mattina è partito un lungo applauso in Senato dal ministro Tajani, che ha appunto ricordato i 3 carabinieri. Quindi il cordoglio, la vicinanza di tutta Italia alle famiglie e appunto in un momento così tragico che ha toccato veramente tutta Italia. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie davvero Marta Zatta e ricordiamo le altre 3 vittime. Abbiamo sentito le parole della figlia, della compagna di Valerio Dapprà. Insieme a lui nella strage di Casteld'Azzano hanno perso la vita anche il carabiniere scelto Davide Bernardello. Noi ieri siamo andati nella frazione Arsego di San Giorgio delle Pertiche dove vive la famiglia. Piange la comunità di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, svegliata all'alba dalla notizia della morte di uno dei suoi figli più cari, il carabiniere scelto Davide Bernardello, morto nel Veronese a Casteld'Azzano con i colleghi Valerio Dapprà e Marco Piffari nell'esplosione del casolare che stavano sgomberando. Nella villetta dei genitori di Davide, 36 anni compiuti da poco, il pellegrinaggio è continuo. I colleghi dell'Arma vegliano la mamma Maria Rosa, il papà Freddy, il fratello Filippo, la compagna di Davide e la nonna, tra i primi ad arrivare il sindaco Daniele Canella, che lo ricorda così. Abbiamo poco più di un anno di differenza, siamo cresciuti assieme a tanti altri ragazzi della nostra età, in paese, in parrocchia, a scuola, fin dai tempi elementari, delle medie, per cui ricordo non può che andare a questo ragazzo che rappresentava il meglio dell'Italia dei giorni nostri. Nella villetta di Arsego anche i vertici dei carabinieri con il comandante provinciale colonnello Simone Paccioni. Si affaccia al cancello il fratello di Davide Bernardello, chiede rispetto per un dolore infinito di cui non riesce neppure a parlare. Prima nelle file dell'esercito, poi Davide era entrato nell'Arma dei Carabinieri, militare specializzato, faceva parte con Valerio Dapprà dell'aliquota API di pronto intervento del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Padova. Per Arsego sono i giorni della festa, di una sagra che coinvolge tutto il paese. Davide Bernardello sarà ricordato, promette il sindaco. Davide alla fiera c'era sempre, ogni anno. Stamattina la mamma mi raccontava che aveva già preso le ferie per venire, quindi sarà un grande vuoto quest'anno non poterlo rincontrare in questo momento di festa, di gioia del nostro paese, in questa manifestazione che ci racconta l'identità e l'attaccamento alle nostre radici, al nostro paese, al nostro paesello. Ma sicuramente ci sarà un momento ufficiale che dedicheremo alla sua memoria. Ogni cittadino di San Giorgio delle Pertiche in queste ore ha rivolto un pensiero e una preghiera per Davide Bernardello, per il suo coraggio, per il suo valore. Un ragazzo che potrebbe essere figlio mio, figlio di tutti, chi è mamma penso non c'è molto da dire. Terribile.
A Trebaseleghe, dove viveva, a Mestre, dove era comandante del SOS, a Zero Branco, dove era stato vicecomandante dei Carabinieri. 3 comunità unite dal dolore per la morte della terza vittima di Casteld'Azzano, Marco Piffari. L'episodio su cui adesso si sta cercando di far luce, le cause di questa esplosione sono quanto di più lontano uno si immaginerebbe, immagino al mattino quando esce di casa per andare a compiere il proprio lavoro, il proprio mestiere. Ogni giorno, insomma, io ho la fortuna di poter parlare con i ragazzi della stazione Carabinieri qua di Zero, ma come qualsiasi altro carabiniere, come qualsiasi altra forza dell'ordine, e credo che ognuno abbia l'obiettivo di fare al meglio il proprio lavoro, ma di tornare a casa alle proprie famiglie la sera. Quindi episodi come questo sconvolgono e lasciano un vuoto incolmabile. Non riesce a trattenere la commozione il sindaco Durighetto pensando al sacrificio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare a Casteld'Azzano. Piffari, 56 anni, qui a Zero Branco, lo ricordano bene e con grande affetto. Dal 2008 al 2012 era stato maresciallo nella caserma di Via Verga, dove per un periodo aveva anche ricoperto l'incarico di vicecomandante. Originario di Taranto, si era trasferito nel bresciano con la famiglia. Nel 1987 si era arruolato nell'Arma. Era separato e non aveva figli. Da una ventina d'anni viveva a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Dopo la perdita, qualche tempo fa, della madre, aveva instaurato un forte legame con i suoi vicini. Come un figlio per noi, ecco. Vi posso dire che è l'uomo più buono del mondo, sensibile, amante di tutte le cose belle, dalle piante ai gattini che ne ha 5 o 6, uno più bello dell'altro. Amante della casa. Ironico, allegro, pronto ad aiutare quando c'erano lavori da fare. Così qui ricordano Marco, che sarebbe dovuto partire in missione, ma il destino ha deciso diversamente. Domenica l'ultima volta che la vicina lo ha visto. Ha detto: come mai sei triste? Ha detto: dovevo partire per il Libano e invece ha detto purtroppo parte un'altra persona al posto mio. Quindi se fosse partito per il Libano non saremmo qui adesso? Sarebbe morto, di sicuro. Quello sì. Ed era anche contento della partenza. Il dolore che si respira a Trebaseleghe è lo stesso che avvolge la caserma di Zero Branco, il ricordo dei suoi ex colleghi affidato alle parole del sindaco. Alcuni di loro, tra cui il comandante, insomma, aveva anche lavorato e operato assieme a lui, quindi anche qui appunto il riconoscimento e il cordoglio che naturalmente ha sconvolto tutta la stazione, ma dall'altra parte anche però il ricordo di una persona eccezionale, un collega come mi è stato riferito appunto il comandante, un collega eccellente. Marco Piffari era a comando della squadra operativa a supporto del battaglione mobile di Mestre, reparto speciale che ha il compito di intervenire il più rapidamente possibile in caso di situazioni ad alto rischio, proprio come quella per la quale era stato chiamato con i suoi colleghi a Casteld'Azzano. Da Trebaseleghe a Zero Branco, chi ha conosciuto Piffari oggi lo ricorda non solo per il suo impegno in divisa, ma anche e soprattutto per l'aspetto umano che gli aveva permesso di creare nel comune trevigiano un rapporto speciale con la comunità. Purtroppo si tende sempre, come dire, a ricordare in maniera eccessivamente positiva una persona. Ecco, in questo caso invece la persona meritava il valore non solo del professionista e del carabinieri, ma soprattutto quello umano è emerso in queste ore in maniera importante. Allora facciamo un passo indietro. Nel prossimo servizio ricostruiamo quanto accaduto a Casteld'Azzano. Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione causata dalla deflagrazione di una bombola di gas. La deflagrazione è stata causata dalla donna che con un accendino ha dato fuoco alla bombola di gas già accesa, provocando appunto l'esplosione che ha colpito appieno i nostri militari, causando poi un triste bollettino che abbiamo 3 militari deceduti. È il comandante provinciale dell'Arma di Verona a ricostruire gli ultimi istanti di vita dei 3 carabinieri morti nell'esplosione di via San Martino a Casteld'Azzano, zona sud di Verona, dove erano in corso, e non era la prima volta, una procedura di sgombero e una di perquisizione, un'irruzione programmata da giorni. In campo c'era una task force di uomini e mezzi specializzata in attività di questo tipo.
Sono da poco passate le 3 di notte quando il casolare abitato dai fratelli Ramponi, Franco, Dino, Maria Luisa, tutti sessantenni, diventa una trappola mortale per il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Dapra, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 56 anni i primi due, 36 il terzo, tutti e tre inghiottiti in pochi attimi nell'implosione della casa trasformata in una Santa Barbara. Anche dalla visione che avevamo fatto precedentemente con dei droni avevamo visto che sul tetto c'erano una serie di bottiglie Molotov, quindi c'era il concreto pericolo che ci potessero essere armi esplosive all'interno. C'erano delle Molotov all'interno della stanza da cui è partito l'esplosione. Esplosione che ha squarciato il cuore della notte di Casteldazzano sotto shock i residenti e i vicini di casa. Mi sono svegliato di sobbalzo perché ho sentito questo boato, questa botta fortissima. Uno può aspettarsi una cosa del genere, vero? Cioè è sovrumano per una casa comunque di campagna diroccata che io posso capire l'attaccamento e tutto quanto alla proprietà, però organizzare un assalto vero e proprio, questo qui sembrava proprio che li aspettassero. Cioè no, li aspettavano a dire la verità. Quel voto lì credevo che fosse temporale, pensati, con ancora le gambe che trema. Mentre viene constatato il decesso dei 3 carabinieri, la macchina dei soccorsi si mette in moto per i feriti, mobilitata l'intera rete degli ospedali veronesi. Tra i codici rossi c'è la stessa Maria Luisa Ramponi, i 2 fratelli vengono invece catturati in successione, prima Dino, poi Franco. La donna era all'interno dell'abitazione, mentre i 2 fratelli erano in un cortile e alla nostra vista sono subito fuggiti, ma sono stati catturati, mentre poi la donna è quella che ha fatto appunto esplodere la bombola. Terzo fratello, quello che è stato catturato per ultimo, dove l'avete trovato? Sì, lì nei dintorni della zona, sempre in aperta campagna. L'ipotesi iniziale per tutti e 3 è di omicidio volontario plurimo premeditato in concorso, ma il titolo di reato potrebbe tramutarsi in quello di strage. La dinamica potrebbe far ricondurre a questo tipo di delitto, assolutamente. In via San Martino in pochi trovano le parole, davanti le macerie c'è solo incredulità. Questa è una cosa tremenda, perché far morire 3 carabinieri così nel loro lavoro è disumano proprio. Per i carabinieri è terribile. È terribile. Ed era da un anno che a Casteldazzano si registravano tensioni e minacce. Una vicenda molto complessa, diciamo che c'è un'esecuzione immobiliare dietro a questa storia, un'esecuzione immobiliare molto sofferta e molto lunga, ci sono state minacce molto forti. Un'escalation, quella dei fratelli Ramponi, fatta di controversie e azioni eclatanti. Sul posto della tragedia è il procuratore di Verona Raffaele Tito a confermare come in via San Martino al momento della tragedia si stesse procedendo con un'azione mirata e pianificata. Noi avevamo, grazie ai carabinieri, delle fotografie di bottiglie Molotov sul tetto, e lui ha detto che si sarebbe fatto esplodere, e quindi noi ho delegato una perquisizione per cercare di capire se effettivamente queste bottiglie erano vere oppure no. Minacce di farsi esplodere erano state pronunciate nell'ottobre dell'anno scorso in occasione di un primo sgombero, poi a novembre i fratelli erano saliti sul tetto, come documenta questo video del Corriere.tv. A parlare in quell'occasione era stata la stessa Maria Luisa, la donna accusata di aver innescato l'esplosione letale costata la vita ai 3 carabinieri. Il suo era stato un vero e proprio j'accuse. 5 anni che lottiamo con avvocati che si sono venduti, ci hanno rovinato, c'è restato solo la casa, anche quella ci vogliono portare via. Queste dunque le dichiarazioni rilasciate al Corriere, che ora hanno un peso specifico. La famiglia, che in passato avrebbe gestito anche un'attività nel Mantovano, stava attraversando anni di estrema difficoltà. Non solo, uno dei fratelli doveva anche far fronte a delle spese legali dopo aver causato con il suo trattore 13 anni fa un incidente mortale. Li vedevo quando passavo in bicicletta che accudivano lì il bestiame, ma si vedeva che era in uno stato pietoso, insomma, tutti sporchi, tutti, non so come faceva a vivere, tra l'altro. Lavoravano spesso di notte i fratelli Dino e Franco Ramponi, mentre Maria Luisa stava prevalentemente in quel casolare che non abbandonava mai. Loro erano in attesa dei servizi sociali, capisci? Erano in attesa di una casa, però loro non volevano un appartamento, loro volevano, un rudere
con la stalla per le mucche. Bestiame che nelle scorse ore è stato portato via mentre sono proseguite le operazioni di bonifica delle bombole e delle molotov ritrovate fatte brillare nel pomeriggio. Quella di Castell'Azzano è una tragedia, ma non è un fatto imprevedibile. Ogni carabiniere ogni giorno sa che potrà accadere. La nota di Pianeta Sindacale Carabinieri. Intanto in paese qualcuno fa intendere che la tragedia era in qualche modo annunciata. Poteva anche succedere, perché sai, quando delle persone non hanno più niente da perdere. Era gente che non voleva fare con nessuno. Più che mi dispiace sono quelle 3 famiglie lì. Commozione che accomuna tutti, residenti e operatori. Lo stesso procuratore non riesce a nascondere la sua emozione. Sono abbastanza vecchietto, devo dire che una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata vedere i carabinieri in divisa con il lenzuolo sopra, sulla faccia. Questa è stata la cosa che più mi ha colpito questa sera e devo dire che mi vengono quasi le lacrime agli occhi. E ieri pomeriggio a Verona era arrivato anche il comandante generale dei Carabinieri. Sentiamo le sue parole. Noi non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiria, quindi pensate che ci sono 3 morti, 3 deceduti e circa 13 feriti, per cui è veramente un qualcosa che pesa sull'organizzazione, ma noi siamo abituati a vedere sempre avanti e a svolgere il nostro servizio. Ho parlato con i feriti, ci siamo confrontati, personale molto esperto, specializzato, li ho trovati ovviamente provati dall'evento, ma reattivi e pronti, sono carabinieri. È un sacrificio che il personale ha fatto nell'adempimento del loro dovere a servizio delle comunità che gli sono state affidate. Per conto prima di tutto la vicinanza dei cittadini e del popolo. I carabinieri sono gente del popolo che vive per il popolo. E sempre ieri è arrivato il ministro della difesa Crosetto, che ha incontrato i feriti prima a Negrar, poi a Borgo Trento. Una follia totale, una follia, una pazza che con la sua pazzia ha ucciso 3 servitori dello Stato mentre compievano il loro dovere. Quando muoiono dei servitori del paese mentre svolgono il loro dovere ci inchiniamo di fronte alla drammaticità degli atti e possiamo soltanto dire alle loro famiglie che come sempre accade noi ci saremo. Ho incontrato i familiari, sì, ho incontrato i familiari. E che bisogna dire? Non c'è nulla da dire, no? Si possono solo abbracciare. I feriti siamo andati a visitarne 2 al Negrar, adesso 2 qua. I 2 al Negrar erano in buone condizioni, possono rientrare a casa, qua invece peggiori condizioni. Uno dei 2 l'abbiamo trovato bene, ci ha spiegato quello che è successo, ci ha raccontato quello che ha visto, che si ricorda. Dico cosa ha risposto un carabiniere ferito, cosa ha detto a me e al comandante generale in questo momento. Siamo carabinieri, sappiamo anche di dover rischiare. Ecco, questi sono i carabinieri, ricordatelo. Ed è stato unanime chiaramente il cordoglio del mondo politico. Ieri decine i messaggi di vicinanza dal Presidente della Repubblica Mattarella a quelli del Premier Meloni, passando per i rappresentanti del governo, Piantedosi, lo stesso Crosetto, e poi anche a livello locale con i diversi esponenti politici e istituzionali. Il Presidente Zaia che ha decretato 3 giorni di lutto nazionale, di lutto regionale più un 4º giorno in occasione dei funerali. Saranno funerali di Stato, lo ricordiamo, probabilmente già nel fine settimana o venerdì o sabato. Si attende oggi il conferimento dell'autopsia, dopodiché dovrebbe arrivare il nulla osta dalla procura proprio per l'ultimo saluto, e in quella giornata ci sarà il lutto nazionale. E anche oggi i 3 militari sono stati ricordati dal ministro vicepresidente Tajani alla Camera. Lo sentiamo in questo video. Possiamo noi infatti contare su una risorsa unica,
I nostri militari sono ovunque apprezzati portatori di pace. La loro professionalità, la loro umanità, la loro capacità diplomatica ne fanno una vera eccellenza italiana. In Libano, in Kosovo, in Africa svolgono un ruolo prezioso riconosciuto da tutti. I nostri carabinieri sono presenti in Palestina dal 2013 con una missione bilaterale di addestramento e partecipano a 2 importanti missioni europee. Hanno maturato una profonda conoscenza della realtà locale che possono mettere al servizio della popolazione di Gaza e della pace per la loro abnegazione e la loro competenza. A proposito, signor Presidente, mi consenta una breve considerazione. Non posso non pensare con profonda commozione ai 3 carabinieri scomparsi ieri mentre compivano carabinieri che compivano una missione delicata. Ancora una volta le forze dell'ordine hanno pagato con la vita il loro impegno coraggioso e il loro grande senso del dovere. Ai carabinieri scomparsi va il pensiero commosso dell'intero governo e la gratitudine di tutti gli italiani. Ci stringiamo idealmente ai familiari delle vittime e ai feriti rivolgiamo l'augurio di una pronta guarigione. E queste dunque le dichiarazioni. Grazie. Avete sentito il lunghissimo applauso alla Camera dopo le parole, il ricordo dei 3 carabinieri morti a Castel d'Azzano. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. 3. Siamo tornati in diretta, la prima parte dedicata alla lunga pagina sulla strage di Castel d'Azzano, ma ieri era stata anche la giornata della partita di qualificazioni a Udine tra Italia e Israele, una partita ad alta tensione soprattutto fuori dallo stadio, massimo il servizio d'ordine con tiratori scelti anche sopra il tetto dello stadio e ieri la nostra redazione di TV12 di Udine ha seguito tutto quello che è accaduto fuori dallo stadio e allora ripercorriamo alcuni momenti della serata, della nottata di ieri a Udine. Non sappiamo da dove siano arrivati tutti questi fumosi, queste bombe a ridosso della polizia. Attenzione, forse speriamo che non ci siano feriti. Serata di tensione altissima a Udine martedì 14 ottobre in piazza Primo Maggio. Era da poco finito il corteo pro-Palestina organizzato in occasione della partita Italia-Israele vinta 3-0 dagli azzurri. Una manifestazione che fino all'arrivo in piazza era rimasta pacifica. Poi, improvvisamente, il caos. Appena arrivati in piazza alcuni manifestanti gridano tutti allo stadio e provano a muoversi verso Largo delle Grazie. Gli organizzatori al telefono disperati: non doveva andare così, fermateli. Provano a bloccarli con le braccia, ma la folla li travolge. Scoppiano le prime bombe carta, poi fumogeni. Le forze dell'ordine, già presenti in forze, si dispiegano su ogni lato della piazza. Dall'alto un elicottero della polizia sorvola la zona con il faro acceso, seguendo i movimenti della folla, illuminando il fumo e la confusione. Gli scontri più dure esplodono poi in Viale della Vittoria. È lì che la piazza diventa un campo di battaglia. Bombe carta, fumogeni, fuochi d'artificio e idranti. L'aria è irrespirabile, gli agenti tossiscono, i volti si coprono di lacrime. Qualcuno sradica le grate dei tombini e le lancia contro la polizia. Scene surreali di violenza e paura. Mentre gli agenti avanzano, i manifestanti arretrano ma continuano a lanciare ordigni a distanza. È una corsa continua, prima in via Ungheria, poi in via Piave e via Giosuè Carducci, fino a piazza della Repubblica, dove tutto era iniziato. Una decina di agenti feriti e 3 giornalisti, uno dei quali in gravi condizioni rischia di perdere un occhio. Volti insanguinati, persone comuni travolte dal panico. Alla fine 15 fermati, 2 gli arresti. Molti altri si sono però dileguati nelle vie del centro. Una notte di guerriglia urbana che ha trasformato una manifestazione per la pace in una battaglia nel cuore di Udine, una delle pagine più cupe della storia recente della città.
Colpo di scena nel processo a Filippo Turetta. Il 23enne di Torreglia ha inviato una lettera ai giudici in cui comunica di non volere sconti di pena per aver ucciso Giulia Cecchettin. Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo. Voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin. Sono le parole giunte agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia, scritte in una lettera firmata da Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin e detenuto nel carcere di Montorio a Verona dal 25 novembre 2023. Nella lettera in cui rinuncia all'appello, Turetta parlerebbe di un sincero pentimento, concludendo appunto di voler rinunciare e pagare fino in fondo per quello che ha fatto. Un colpo di scena dopo che i suoi difensori Giovanni Caruso e Monica Cornaviera avevano provato a escludere la premeditazione, riconosciuta dai giudici di primo grado proprio nel tentativo di evitare l'ergastolo. La Procura della Repubblica aveva impugnato la sentenza chiedendo il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e dello stalking. Lo scorso agosto Turetta è stato aggredito in carcere da un detenuto cinquantenne, poi trasferito in un altro penitenziario. Nelle scorse settimane, di fronte alla possibile richiesta di giustizia riparativa da parte di Turetta, il papà di Giulia, Gino Cecchettin, aveva dichiarato di ritenerla strumentale. Le motivazioni dietro la decisione del 23enne di Torreglia potrebbero derivare sia da questa dichiarazione che dall'atmosfera ostile che lo circonda, dall'attacco in carcere alle intimidazioni ricevute. Il processo d'appello sarebbe previsto per il prossimo 14 novembre. Le novità nell'inchiesta sulla morte della neonata deceduta dopo il parto in casa a Borso del Grappa. Sarà un'autopsia a stabilire le cause del decesso della piccola morta dopo un parto in casa a Borso del Grappa domenica mattina. L'esame è stato affidato dalla Procura della Repubblica di Treviso alla dottoressa Alessia Viero, medico chirurgo specializzato in patologia forense all'ospedale di Padova. Bisogna capire se la neonata sia deceduta per cause congenite o vi siano stati degli errori da parte delle due ostetriche, che proprio per questo sono state iscritte a loro garanzia nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Si tratta di una quarantenne e di una 36enne vicentine, per le quali si è trattato di un parto bello e semplice, come tanti. A dimostrarlo anche un video girato dalle stesse professioniste, a quanto pare una prassi che a questo punto entra a pieno titolo nel fascicolo. La neonata aveva già fatto la sua prima poppata, poi il cambio repentino di condizioni e di colorito, con la richiesta di aiuto lanciata al SUEM, intervenuto prima con il personale di Pedemontana Emergenza, poi con l'elicottero. Da qui la corsa disperata al cafoncello, con la piccola deceduta per una sospetta emorragia multiorgano di natura vascolare, una morte improvvisa sulla quale si intende fare piena luce. La cronaca ci porta a Conegliano, dove la polizia ha denunciato 4 cittadini stranieri domiciliati appunto nella città del Cima. Nell'abitazione, dopo una perquisizione, sono stati trovati una quarantina di dosi di cocaina già confezionate pronte per la cessione, ingenti quantità di sostanza da taglio, bilancini di precisione, taglierini, forbici e oltre 2.000 euro in contanti, probabilmente provento dell'attività di spaccio. L'attività investigativa aveva preso il via dopo alcune segnalazioni che erano arrivate all'app YouPol, che consente di segnalare alla polizia episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. Gli agenti del commissariato di Conegliano, dopo queste segnalazioni, ha sviluppato un'articolata attività di indagine con servizi di osservazione per ricostruire la filiera dello spaccio, in particolare di cocaina, che già da tempo interessava quella zona, soprattutto nei pressi di bar e altri esercizi commerciali. L'indagine ha permesso di ricostruire una rete di spaccio strutturata anche con soggetti incaricati a fare da palo, e monitorando la zona in bicicletta o avvistando eventuali movimenti sospetti dal terrazzo di una palazzina da cui veniva osservata la situazione in strada. Gli indagati sono 4 cittadini nigeriani di 45, 34, 36 e 55 anni che non risultavano svolgere alcuna attività lavorativa. Paura ieri mattina a Ponzano, e rimaniamo dunque in provincia di Treviso, per un incendio che ha interessato una palazzina comunale.
Sono le 11:30, qualche passante nota del fumo uscire dalla porta finestra della palazzina di via 25 aprile a Ponzano. Il tempo di chiamare i vigili del fuoco, poi il boato. Dalla cucina ho sentito un gran botto, mi sono affacciata alla finestra, ho visto il fumo, sono venuta giù col telefonino per chiamare i vigili del fuoco, ma un mio vicino aveva già chiamati. E dopo tutte le persone scappare dall'appartamento e dopo sempre più fuoco. Spaventosa, perché ho pensato anche a delle persone purtroppo disabili, persone anziane che avevano bisogno di venire fuori al più presto. I vetri infranti, poi il fuoco, l'aria entra e genera un effetto camino che alimenta il fumo nero. Via 25 settembre ha un muro di fumo. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna. Eravamo in terrazza e sono arrivati i vigili del fuoco, hanno preso il cagnolino come primo, poi mia figlia è scesa e poi io. C'erano le fiamme, signora? Fiamme no, tanto fumo nero. Io ho aperto la porta del mio appartamento per uscire, per venire giù e c'era proprio un muro nero di fumo che poi è entrato in appartamento. Infatti noi ci siamo rintanate in casa, in camera e in terrazza a aspettare i vigili del fuoco che ci salvassero. Vi hanno fatto scendere loro? Sì. Hanno montato la scala e mentre c'era la pompa che andava, la canna dell'acqua che andava, noi scendevamo dalle scale. Sono stati degli angeli. Grazie, non posso dire altro. Con la signora, il primo ad essere soccorso, insieme alla figlia adolescente, anche Johnny, il loro cane, e così anche gli altri 2 gatti presenti nello stabile. Le fiamme si sono rapidamente propagate anche ad altri appartamenti dello stabile di proprietà del comune in gestione all'Ater, al suo interno persone in difficoltà e fragili. Nessun ferito grave, 2 anziani hanno avuto un malore e 5 persone rimaste lievemente intossicate. Tutti sono stati affidati alle cure del SUEM 118. 12 appartamenti, una quarantina di persone ospitate, 3 persone fragili e ospiti anziani. Il fumo ha invaso in maniera importante tutti gli alloggi, non si vedeva nemmeno le persone sulle terrazze e sono state portate giù, quindi tutte le persone sono state tratte in salvo e ultimamente, come avete visto, anche i cani e i gatti sono stati soccorsi. Ringrazio i vigili del fuoco e il personale sanitario che è intervenuto in forza. Comune che si è mobilitato per trovare un alloggio per il tempo che servirà affinché le persone evacuate possano tornare alle loro case. Al centro giovanile di Bassano della Grappa, la mamma di Milena Bianchi, Gilda Milani, ricorda la terribile vicenda della figlia scomparsa 30 anni fa, mentre Daniela Ferrari, presidente Penelope Veneto, illustra il lavoro dell'associazione in 20 anni di attività. 30 anni fa la scomparsa di Milena Bianchi, ritrovata 16 mesi dopo in Tunisia senza vita. Con noi la mamma di Milena, Gilda Milani. Perché ci troviamo qui? Perché proprio sabato prossimo si terrà un evento per ricordare i 30 anni dalla scomparsa di Milena, ripercorrere tutto quello che ha significato Gilda Milani, che hanno significato questi 3 decenni e soprattutto cosa ha significato il ritrovamento di Milena, il fatto che sua figlia sia stata riportata a casa, tornata a casa. Cosa sono stati per lei questi 30 anni? Innanzitutto il ritrovamento, diciamo che non è stata una chiusura totale perché c'è rimasto un po' di amaro e questo purtroppo ce lo porteremo per sempre. Però nello stesso tempo mi ha dato la forza di andare avanti perché ho conosciuto altre famiglie, in particolare Gildo Claps che ci sarà con noi sabato e insieme abbiamo capito che avendo visto noi con il comitato tutte le iniziative fatte e che quindi la cosa veniva riportata da giornali, c'era l'attenzione che è quello più importante, si era pensato di unirci e lui è riuscito a convocare altri familiari e fondare l'associazione Penelope. Il ritrovamento di Milena è arrivato dopo 16 mesi in cui tanti tasselli non combaciavano. Ancora non combaciano purtroppo, è che c'erano state tante promesse che si doveva verificare, controllare tutte le situazioni che
erano impossibili da come ce le hanno descritte, però purtroppo non è successo niente perché abbiamo uno Stato straniero e da parte anche delle istituzioni italiane non abbiamo avuto aiuto. Quello della scomparsa delle persone, Daniela Ferrari, presidente di Penelope Veneto, è un dato di fatto, una realtà che però è sconosciuta ai più. Sono tantissime le persone anche in Veneto scomparse a oggi. Possiamo dare i numeri? L'anno scorso abbiamo avuto 533 scomparse in Veneto, con una inflessione in diminuzione del 14% rispetto all'anno precedente, però abbiamo un aumento dei mancati ritrovamenti, un 13% in più rispetto al numero di persone che non sono state ritrovate. Rimane come aspetto critico sempre il numero dei minori e poi ovviamente c'è anche un altro fenomeno che noi come Penelope abbiamo evidenziato, che nella fascia intermedia, quindi gli over 18, gli under 65, il numero delle persone di genere maschile è più del doppio di quello femminile. Questo è un dato che dovrebbe far riflettere sulle motivazioni delle scomparse. Il vostro sogno qual è? Che non ci sia più bisogno di Penelope, perché tutto funziona e le famiglie trovano nelle istituzioni tutto ciò di cui hanno bisogno, dall'immediatezza delle ricerche, dal supporto anche psicologico, che nessuno vieta che possano fare accedere ai percorsi di sostegno durante e dopo la scomparsa, dopo i ritrovamenti, nella normalità delle attività che una regione può fornire ai suoi cittadini. Con Stefani, Presidente. Ci avete colti in flagrante, stavo parlando con i miei ospiti, avete capito che non sono più da sola, lasciamo adesso la cronaca e apriamo la pagina politica per la corsa verso le regionali di novembre. Lo facciamo insieme, prima per Galateo con le signore. Buongiorno a Rossella Cendron. Buongiorno a tutti voi. Grazie per essere qui, la conosciamo come sindaco di Silea, ma in questo caso rappresentante delle civiche venete, una delle liste che appoggia la candidatura di Giovanni Manildo. E buongiorno all'avvocato Alessio Morosin di Indipendenza Veneta, che invece appoggia la candidatura di Alberto Stefani. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. E allora iniziamo subito per dovere di cronaca con un commento da parte di entrambi su quanto accaduto su questa strage di Casteld'Azzano. Abbiamo raccontato prima di questo cordoglio unanime che è arrivato nelle ore dalle massime istituzioni nazionali fino agli esponenti politici regionali, perché è un lutto nazionale, lo ricordiamo, ma è un lutto regionale, una vicenda che ha sconvolto tutti. Rossella Cendrona. Assolutamente, io vorrei proprio cogliere l'occasione per ricordare proprio i nomi di questi 3 carabinieri, che prima di tutto sono persone. E allora io vorrei ricordare il nome di Davide Bernardello, di Valerio Dapra, di Marco Piffari, che appunto non solo sono carabinieri che sono mancati nell'esercizio delle loro funzioni, del loro dovere, e quindi che meritano tutto il nostro rispetto, e il cordoglio non può che essere unanime alle famiglie, ma sono anche persone, quindi con la loro rete di relazioni inserite in una comunità, come abbiamo ben visto anche oggi dalla stampa, e credo che episodi come questi ci facciano riflettere proprio su quella che è l'importanza dell'azione quotidiana delle forze dell'ordine. Noi dobbiamo essere accanto alle forze dell'ordine e spesso anche non dimenticarci di dire grazie. Grazie perché quello che svolgono ogni giorno non è solo un controllo sulla nostra sicurezza, sulla nostra tranquillità, ma è anche un'azione, tra virgolette, che evita di arrivare a certe situazioni, è un'azione di prevenzione. Non dobbiamo temere le forze dell'ordine, ma dobbiamo invece, come dire, sorreggere e supportarle. Quindi oggi, se appunto vi avvicinate a un carabiniere o a qualunque esponente di una forza dell'ordine, mi raccomando, dite il vostro grazie.
Passo subito la parola all'avvocato Morosini, ma c'è un aggiornamento perché viene ipotizzato il reato di strage da parte del procuratore della Repubblica di Verona Raffaele Tito nei confronti dei 3 fratelli Ramponi. Nel pomeriggio ci sarà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Grazia davanti al GIP. Sempre nel pomeriggio la procura, avevamo detto, conferirà l'incarico dell'autopsia per poi il nulla osta. Oltre alla strage vengono ipotizzati altri reati accessori quali la detenzione di esplosivo, il crollo e le lesioni gravissime ai danni dei 25 feriti tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. E a proposito di feriti, prognosi ancora riservata per i 3 ricoverati, 2 militari dell'Arma e per una dei responsabili, anzi colei che da quanto ricostruito ha proprio fatto esplodere il casolare, ovvero Maria Luisa Ramponi. Dunque, avvocato, si passa al reato di strage. Guardi, al di là delle configurazioni, delle ipotesi di reato che ovviamente sarà l'autorità competente a individuare, io credo, in sintonia con quello che ha detto la collega del dibattito che mi ha preceduto, siamo rimasti tutti attoniti di fronte a questa vicenda, a questo dramma che è un dramma che va letto con attenzione, direi quasi con prudenza, dopo aver espresso peraltro i nostri sentimenti di vicinanza alle famiglie dei deceduti, i tre militari agenti dei carabinieri, le loro famiglie, quindi non abbiamo parole e la solidarietà credo che sia unanime e condivisa. Nel merito una vicenda che se approfondita lascia stupiti anche, perché abbiamo colto che c'è una situazione di abbandono, di aridità culturale, di povertà di relazioni, di sofferenze mai metabolizzate e mai sostenute, e quindi dovremmo anche sentirci, se mi consente, un po' tutti colpevoli, perché, o in parte colpevoli, perché una vicenda che si trascina per tanti anni in questo modo vuol dire che non è stata adeguatamente sostenuta da chi forse poteva fare qualcosa di più. E quindi pensiamo che bisogna adeguare anche le nostre strutture istituzionali, da quelle comunali a quelle statali, ad una vigilanza maggiore, perché situazioni di degrado, di abbandono, di povertà relazionale, di isolamento sociale sono sempre più crescenti. Ecco, io guardo con questa preoccupazione. E per dire anche a quello che sarà il tema che lei vuole introdurre oggi, la vicinanza anche a quelle realtà di emarginazione che riguardano i giovani, perché quello è ancora più grave. Questo è un caso apparentemente isolato, ma è un caso che ci deve far pensare. Dobbiamo pensare di più al sociale, perché queste persone, anche guardandole fisicamente, sentendole parlare, vedendo le loro immagini, lasciano esterrefatti, vivono una situazione di povertà e di degrado che ai noi non sono lasciate neanche quelli che arrivano dai immigrati, cioè diamo più attenzione a quelli che arrivano dai immigrati che a questi disperati, perché io ho visto come vestono come dei mendicanti, nella sporcizia anche personale, nell'abbandono, dicevano che non comunicavano con nessuno, non parlavano con i vicini. Questo ci deve far pensare, perché sono persone della nostra comunità. Quindi oggi abbiamo il dolore, ma domani pensiamo di non commettere altri errori e di far maggiore attenzione a quella realtà di soggetti fragili che sono intorno a noi e che a volte non vogliamo vedere, ma che ci sono. Perché quello, Rossella Cendron, del disagio sociale è un problema in un momento storico come questo, ben evidente, e come diceva l'avvocato Morosini, anche dal nostro vicino di casa. Sì, assolutamente. Da sindaco affronto ogni giorno questo tipo di situazioni in cui c'è un'unica risposta, e come anche esponente appunto delle civiche venete noi vogliamo ripartire proprio da qui, dal basso, cioè la rete che stiamo creando in tutto il Veneto è di amministratori e società civile che appunto sono inseriti all'interno delle comunità e vivono tutti i giorni queste problematiche. Ripeto, da sindaco l'unica ricetta vera che ho come proposta anche appunto ai fini elettorali è proprio questa, la rete di comunità, appunto la famosa strategia integrata che vede
per esempio nel territorio quello che è il comune con i suoi servizi sociali, ma anche gli operatori del terzo settore come la Caritas, la Sant'Egidio, le parrocchie che hanno una funzione fondamentale di presidio, ma anche tutte le associazioni del territorio che ci consentono di fare rete e fare squadra nelle segnalazioni, perché davvero i servizi sociali, per esempio di un comune, non possono arrivare dappertutto, e allora sono appunto le altre associazioni sul territorio che suppliscono in questo senso, e solo attraverso la rete riusciamo a raccogliere quelle segnalazioni che ci permettono di intervenire e fare squadra, perché non sempre, ripeto, si risolvono le situazioni con un contributo o con la visita dell'assistente sociale. I medici di base sono un grandissimo presidio del territorio, e anche qui arrivano le segnalazioni, ma questo ci aiuta a toccare un altro tema che è ormai la carenza dei medici di base, ovvero il fatto che i medici di base sono sempre più distanti dai pazienti, anche fisicamente, perché magari si trovano in altri comuni, e quindi anche questa funzione di presidio viene meno. È davvero importante affrontare il disagio che c'è ed è sempre maggiore, specialmente perché abbiamo sempre più anziani soli, sempre più famiglie mononucleari con redditi bassi e che quindi non sono supportati. Davvero un invito proprio anche alla cittadinanza a partecipare. Il famoso detto dei veneti "mi non vo combattere", ecco, deve essere assolutamente scalfito, perché dobbiamo sentirci parte integrante di una comunità e fare lo sforzo di segnalare le difficoltà che vediamo sul territorio. Ecco, questa famiglia, la famiglia Ramponi, tenderei a non generalizzare il caso, perché davvero avevano delle peculiarità di tipo sociale molto molto particolari. Anche l'intervista che è stata fatta al parroco del paese dice che hanno cercato di aiutare in tutti i modi. Ma allora questo tocca un ulteriore punto delicato, che è quello anche dell'equilibrio mentale, della salute mentale, perché qui forse c'erano altre problematiche da affrontare. E davvero questi interventi possono essere fatti solo con una strategia integrata. Ribadisco questo messaggio. Alessio Morosini, la voce sociale diventerà sempre più una voce che pesa nelle politiche istituzionali, dai comuni, come diceva Rossella Cendron, fino ad arrivare ai palazzi più in alto, passando per la Regione, chiaramente, che ha un ruolo fondamentale in questo senso. Direi che la Regione Veneto, come tutte le regioni organizzate, sicuramente dovrà impegnarsi in modo particolare su questo tema, separando, quasi distinguendo o quantomeno coordinando adeguatamente la questione sanitaria in senso stretto dalla questione sociale, che si assomigliano, si appaiono, perché a volte il degrado sociale crea anche la malattia, quindi non è che sono due mondi separati, sono due mondi vicini. Magari ci fosse anche un assessorato proprio per il sociale, e pensare che questa non è una questione che va risolta con le chiacchiere o con gli slogan. Qui bisogna investire delle risorse, bisogna avere personale qualificato, bisogna che quelle che hanno chiamato case di comunità, che sarebbero gli ospedali che diciamo degradati a struttura prevalentemente sociale, diventino operativi. Oggi ne abbiamo solo 3, io ne ho una nella mia cittadina, io abito a Noale, però deve ancora assumere un ruolo di operatività come è auspicato. Altrimenti queste case di comunità non capisco che ragione abbiano di esistere. Quindi bisogna investire tantissimo nel sociale, ma ripeto, ponendo attenzione soprattutto al mondo giovanile, tra l'altro, che è quello paradossalmente che ha più bisogno di... E a me pare una bella idea, era anche una mia idea analoga a quella che avevo proposto in passato, quello che ha suggerito in questi giorni il candidato presidente che io proprio supporto, a Ringa, ospite del nostro vice direttore Alberto Stefani, che ha proposto una prima idea, che è quella dei campus nella protezione civile. Ma io dico di più, che è una cosa bellissima, un volontariato attivo, volontario, quasi quasi da rendere obbligatorio, quantomeno una fase successiva. Io dico, perché non amo gli obblighi, io sono una persona, però quantomeno incentivare con dei premi, che è meglio dell'obbligo il premio avvicina, l'obbligo crea distacco, distanza. Però l'idea è ottima, una bella idea dei campus
di volontariato nella protezione civile, dove si imparano le regole, la disciplina, l'ordine, l'organizzazione, il rispetto, la percezione dei bisogni dell'altro, perché la protezione civile arriva in casi in cui vi è una emergenza che di varia natura. Poi aggiungerei anche un'altra accanto a questa è una mia idea da tempo coltivata, che è quella di coinvolgere i giovani nel periodo delle vacanze estive in attività diciamo lavorative adeguate alla loro età, alle competenze, di vicinanza al mondo del lavoro. I ragazzi non sanno cos'è la fatica, l'orario, l'impegno, la rinuncia. Per esempio i ragazzi oggi in età adolescenziale non sono abituati al no. Io dico l'educazione al no, il che non vuol dire proibire, vuol dire capire che una cosa si può fare o non si può fare. Ci sono delle cose che bisogna dire non si può fare. Io vedo i ragazzi oggi vengono serviti ai loro genitori dal cellulare e là i genitori sono liberati. E invece ci sono dei no che aiutano a crescere. Quindi utilizziamo anche il periodo estivo delle vacanze impegnando i nostri giovani a delle iniziative organizzate, favorite. Partiamo dalla protezione civile, poi estendiamoli anche ad altre realtà associative. Guardi, io sono rimasto impressionato. 2 settimane fa un editoriale del Corriere della Sera, scritto da Sabino Cassese, che diceva una cosa: noi abbiamo un valore nel territorio, i partiti raccolgono adesioni e tessere, iscrizioni per il 2%, il volontariato ha adesioni e iscrizioni per il 9% della popolazione. Vuol dire che il volontariato fa comunità, risponde anche alle prime esigenze di socializzazione, poi di aiuto per gli altri. Insomma, abbiamo molto da fare. Qualche idea ce l'abbiamo, anzi più di una. Io credo che insieme, anche maggioranza e opposizione, chi andrà a governare e chi farà l'opposizione, secondo me deve creare dialogo e incontro su queste scelte che, se sono condivise, diventano un elemento di forza a beneficio della nostra collettività. E allora ripartiremo da qui parlando del disagio giovanile, agganciandoci a tutto quello che è il tema della sicurezza, baby gang, subito dopo però una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta insieme a Rossella Cendron, le civiche venete con Giovanni Manildo presidente e Alessio Morosin, Indipendenza Veneta con Alberto Stefani presidente. Si parlava di disagio sociale, siamo arrivati al disagio giovanile, che ha forse la forma più estrema e anche più evidente, perché quella poi che sale anche alla ribalta delle cronache delle baby gang. Rossella Cendron, è un tema caldo, caldissimo, e che tocca da vicino chi poi deve amministrare un territorio, e andando proprio poi nel tema delle regionali, una regione. È un tema che probabilmente da qui ai prossimi anni sarà centrale nelle politiche. Certo, mi permetto di chiamarlo non il fenomeno delle baby gang, ma proprio quello del disagio giovanile, perché c'è un vero e proprio disagio, lo cogliamo in ciascuno dei nostri territori, nei nostri comuni, e lo viviamo. È capitato anche nel mio comune di gestire situazioni molto delicate che hanno visto anche l'arresto di minori, ripeto, casi magari che possono essere considerati isolati, perché su 100 giovani della stessa annata magari sono 4 o 5 quelli che creano problemi, però il disagio è talmente evidente e le famiglie non sono più in grado di gestire determinati comportamenti. Questi ragazzi cominciano a non frequentare più la scuola, quindi riflettiamo anche su quanto è importante l'azione educativa della scuola e della comunicazione che deve esistere tra scuola e famiglia. E cominciano, tra virgolette, col vandalismo, quindi a frequentare i luoghi pubblici, a rovinare, a vandalizzare, a avere frequentazioni notturne, e poi si comincia con la microcriminalità, quindi piccoli furti, piccoli reati, ci si avvicina alle sostanze, e questo davvero è un pericolo che dobbiamo contenere. Si risponde sul territorio facendo squadra tra comune, forze dell'ordine e appunto presidi sociali, i famosi centri anziani, centri ricreativi, culturali attivi sul territorio, ma questo non basta perché quello che io ho vissuto è che finché non c'è una situazione anche legale che si spinge oltre,
non si può intervenire di fatto. E quindi il mio appello e il mio impegno sarà perché ci siano appunto sia strutture che possano ospitare questi ragazzi. Perché oggi, guardate, il vero problema è che le strutture ci sono, ma sono piene e non rispondono ai nuovi bisogni educativi, che sono sempre più borderline e sempre più devono curare casi o comunque occuparsi di casi che sono anche violenti, che hanno problematiche di dipendenza. E quindi il mio appello è proprio perché si possa lavorare nel settore sociale della Regione Veneto perché questi casi siano contemplati, accolti. Così avremo speranza di recuperare questi giovani. E poi bisogna lavorare costantemente con le famiglie che sono la vera, diciamo, struttura della società. Sappiamo che oggi è sempre più difficile avere i genitori presenti in casa perché per mantenere una famiglia dobbiamo lavorare entrambi, ma ci deve essere la struttura di supporto e allora anche la scuola va ripensata con un orario lungo, con attività che possano accogliere i ragazzi, con attività sportive che allarghino il loro raggio d'azione e queste azioni vanno adeguatamente supportate con finanziamenti adeguati. L'unica chiave per uscire da queste situazioni è sempre la rete, ma la rete ha bisogno di supporto anche finanziario. Due elementi sul tavolo, uno è la famiglia, perché insomma sappiamo che molto nasce dalla famiglia, e il secondo elemento che diceva Rossella Cendrona, non basta quello che c'è in questo momento per supportare e per aiutare questi ragazzi nel recupero, un tema che lei immagino conosca bene anche per la sua attività di avvocato. Infatti, grazie per questa precisazione. Credo sulla famiglia mi soffermerò poi, ma credo che la mia collega di dibattito abbia centrato la questione e posta in termini assolutamente condivisibili. Ma volevo valorizzare quello che ha detto la dottoressa Cendron, che ha fatto un accenno alla questione legale. Io sono sempre stato contrario, per mia esperienza lunghissima, ultra quarantennale di avvocato, alla questione di ridurre l'età dell'imputabilità. Lo diciamo a beneficio dei telespettatori, l'imputabilità è il momento in cui il cittadino diventa attenzionato e quindi sottoposto a procedure, diciamo, giudiziarie per eventuali condotte rimproverabili. Allora, da noi c'è il limite dei 14 anni, cioè si diventa imputabili, cioè messi sotto processo, tra l'altro dai 14 ai 18 davanti al Tribunale dei minorenni, oltre i 18 davanti al Tribunale ordinario. Ma è interessante questa fascia, visto che parliamo di baby gang o di disagio giovanile, condivido, perché dai 14 ai 18 anni è un momento delicato, l'adolescenza, non si è ancora maturi e là c'è appositamente la struttura del Tribunale dei minorenni. Ma sotto i 14 anni non c'è imputabilità e quindi sotto i 14 anni non c'è nessun procedimento giudiziario e si è rimessi al sociale, alle iniziative, e qua bisogna pensare come politici o chi vuole impegnarsi nell'amministrazione, nella cura di quelli che sono gli interessi del territorio, per quanto ci riguarda il territorio veneto, a iniziative specifiche. Io sarei però dell'avviso, partendo anche dalle esperienze recenti, accoltellamenti di ragazzini di 12 e 13 anni, non si fa nessun processo, neanche davanti al Tribunale dei minorenni. Ripeto, io ero contrario un tempo, perché sono un garantista, perché pensare a quello che avviene in America, apro la parentesi, è una cosa vergognosa. Voi sapete che in America c'è la condanna possibile condanna alla pena di morte anche per un bambino, e c'è stata, in un caso, una condanna di un bambino di 8 anni, cose che da noi cozzano con tutti i principi di buonsenso prima che di diritto, cioè che consapevolezza, che colpa può avere un bambino di 8 anni. Però voglio dire, da noi si comincia ad essere imputabili dai 14 anni in su. Ecco, io suggerirei, penso che il legislatore anche italiano dovrebbe cominciare a porsi il problema, a ridurre non di tanto, ma ai 12 anni, perché oggi abbiamo bambini di 12 anni strumentalizzati già in un contesto di degrado, e faccio un esempio concreto, quelli che i pickpocket a Venezia, no, ormai sono
hanno individuato che sotto i 14 anni non c'è niente di niente, no, e le famiglie, zingari, rom, personaggi vari, gente della malavita utilizza i minori sotto i 14 anni per fare queste azioni di predazione verso i turisti. E quindi non sono punibili, non c'è difesa per i cittadini o per i turisti e non c'è sanzione o quantomeno avvio di procedimenti adeguati di natura giudiziaria nei confronti di questi ragazzi. Quindi io spero che quanto prima il Parlamento faccia un provvedimento che anticipi il momento dell'imputabilità dai 14 ai 12 anni, con tutta la prudenza che ci vuole, rafforzando le strutture del Tribunale ai minori, che quindi avranno più dai 14 ai 18, ma dai 12 ai 18, perché se li portiamo davanti a un tribunale e poi non abbiamo i servizi, non abbiamo le strutture anche all'interno del tribunale, non facciamo nulla, ma perlomeno si attiva un meccanismo di garanzia del minore, perché è in balia della famiglia o di chi lo sfrutta, e della collettività che viene tutelata. Ciò detto, bisogna fare moltissimo qui, il legislatore è sempre in ritardo, quello nazionale. Quello regionale cosa può fare? Per esempio, se ampliamo l'imputabilità e se carichiamo il Tribunale dei minorenni, che già negli ultimi 15 anni ha quadruplicato i carichi aperti, una roba pazzesca. La delinquenza, la criminalità giovanile è esplosa. Perché? Perché l'abbiamo detto e lo condividiamo, non ci sono più le famiglie, o le famiglie sono abbandonate a se stesse, vi è una difficoltà di natura economica, perché il disagio economico, ambientale, l'isolamento delle persone, la mancanza di socializzazione che favorisce questi fenomeni di degrado e poi di criminalità. Per cui ecco ancora, come dicevamo prima ed è condiviso, il sociale deve avere un'attenzione straordinaria, con risorse, ripeto, non slogan, con risorse ovviamente in positivo per i campus, per l'impegno dei giovani durante il periodo estivo e anche per la prevenzione, fare questo, con ovviamente azioni precise. A mio parere la Regione può fare qualcosa di più, per esempio dal punto di vista istituzionale e giudiziario, il 117 tanto discusso sull'autonomia differenziata, tra le 23 materie c'è anche quella dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Io direi che quello non è stato fatto nulla, indipendentemente dalle approvazioni che può fare il Parlamento. Già la Regione potrebbe mettere strutture, offrire dei progetti, non aspettare che siano richiesti. Questo io farò, se sarò eletto consigliere, sarà una delle cose su cui andrò a puntare. L'autonomia va esercitata e volendo, mettendo là dei progetti, si anticipano i tempi. Non te lo vieta nessuno di dire voglio mettere a disposizione un sistema di organizzazione, di personale, di mezzi per favorire il giudice di pace. E questo è previsto da questione. Parallelamente fare altrettanto per il Tribunale dei minorenni, abbassiamo l'imputabilità, diamo maggiori risorse e mettiamo strutture perché il Tribunale funzioni, perché se apriamo invece che 10.000 procedimenti ne apriamo 12.000 e poi non siamo in grado di gestirli, non cambia nulla. In sostanza, mezzi, idee e progettualità. Ci vogliono anche gente personale competente. Io mi auguro che nel nuovo Consiglio regionale, che per noi indipendentisti del Parlamento Veneto, ci siano persone competenti e non piegate, non asservite. Qui ci vuole un equilibrio, un dialogo forte, importante tra maggioranza e opposizione, perché è dal confronto che nascono le soluzioni migliori, le risposte migliori. Questo è il mio pensiero. Mi aggancio un attimo a quello che diceva Alessio Morosin, i componenti del Consiglio regionale, anche tecnici, cioè non solo rappresentanti delle forze politiche, ma anche esponenti, volti che hanno a che fare con vari settori della vita di tutti i giorni. Non che i politici non abbiano a che fare con quelle che sono le problematiche, ci mancherebbe, ma i cosiddetti tecnici, passatemi questo termine così ormai sdoganato, ma che conoscano bene quelle che sono le problematiche. Sì, guardate, io ripeto, sono un sindaco e quindi le vivo in prima persona tutti i giorni e a volte abbiamo proprio questa difficoltà. Sembra che chi si occupa degli aspetti burocratici o ci ordina dall'alto che cosa fare, non abbia idea di come funziona tra le persone, tra la gente, a livello terra, come succede nei comuni. E quindi questo è un appello soprattutto al grande bisogno di formazione che c'è e di aggiornamento,
perché davvero non possiamo essere vittime invocando la semplificazione della burocrazia, ma questo in ogni ambito, dall'impresa al sociale, alle risposte ai bandi, al PNRR. Ci ritroviamo invece in un agone completamente infernale, ma davvero questo vuole essere l'appello a lavorare strettamente. Io ripeto, porto il messaggio delle civiche venete, proprio degli amministratori, di chi sul territorio vive e lavora, e che vuole portare questo messaggio dal basso verso l'alto. Il fatto di sapere come quello che avviene nel territorio è importantissimo per poter dire la propria, ed è per questo che ci candidiamo anche noi come lista alle elezioni regionali, per poter portare la voce della cittadinanza, portare la voce di quelli che sono i comuni che vivono da vicino le problematiche. Io vi dico, anche sul sociale c'è una grossa rivoluzione in corso, di cui in gran parte la cittadinanza non è a conoscenza. Sapete che adesso la funzione sociale, che qui per esempio nel Trevigiano era delegata all'ULSS, adesso ritorna in capo ai comuni che si organizzano nel cosiddetto ATS, l'ambito territoriale sociale, che gestirà tutta la parte sociale, quindi anziani, minori, le disabilità, altro argomento fondamentale da affrontare. E quindi ci troviamo a metà del guado con un ritardo ventennale in cui questa legge nazionale viene attuata dalla Regione Veneto, ma finalmente l'anno scorso è stato appunto cominciato questo iter, ed ora avremo questa grossa incognita. Come funzioneranno questi ATS? Saranno in grado di rispondere alle esigenze dei comuni? Con ATS così ampi riusciremo a rispondere ai bisogni? Il fine è nobile, perché è quello di rispondere ai bisogni dei cittadini in maniera omogenea, con i cosiddetti livelli essenziali di prestazione che dovranno essere applicati in maniera omogenea, perché spesso adesso all'interno dei comuni ci sono differenze in come ci sono nelle contribuzioni, per esempio, nel tipo di assistenza. Invece si vuole dare un'omogeneità, e questo lo trovo corretto, ma la grossa sfida è che i comuni riescano a darsi un'organizzazione propria per rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio, senza perdere in qualità, anzi la qualità dovremmo accrescerla, perché ci sono tanti vulnus, per esempio su quella che è l'assistenza agli anziani, altro tema caldissimo, la situazione delle RSA, quindi delle residenze per anziani. Non ci sono posti. Ci sono famiglie che vanno completamente in tilt per questo tema, proprio perché non si sa dove collocare gli anziani soli. Il tema dell'assistenza domiciliare, quindi rendere sempre più indipendenti i nostri anziani a casa loro, in maniera però assistita. Quindi ci sono grossi ragionamenti da fare, grosse sfide, e io credo che il contributo degli amministratori su questi e anche del terzo settore possa essere fondamentale anche per governare una regione. Posso dire una cosa per valorizzare, che mi è piaciuto quello che è stato un lapsus involontario ma molto bello. La collega del dibattito, ti chiamo sempre così che mi piace, ha detto dal basso verso l'altro. Voleva dire dal basso verso l'alto, invece è bello, dal basso verso l'altro. Questo lo userò, quindi andrò a mutuarlo come slogan. Chiede diritti. No, vedi, io valorizzo anche quelli che possono essere apparentemente gli errori. In realtà ho capito benissimo il discorso, non faceva una piega, però mi piace, dal basso verso l'altro. Cioè è così che deve essere. Dovrebbe essere così, perché altrimenti perdiamo la dimensione per la quale ci dichiariamo di impegnarci a lavorare. Ma non volevo... Volevo solo aveva concluso. Sì. Anche perché può essere un modo per riavvicinare i cittadini alla politica, cittadini sempre più lontani dalla politica. Guardi, questo è un tema che mi sta a cuore. Ne parlavamo proprio prima nello scambio, prima di entrare con la collega. Il tema più delicato è quello della mancata partecipazione. Abbiamo visto le ultime elezioni nelle varie regioni, non si supera il 50%, cioè vuol dire che metà della popolazione avente diritto al voto si astiene, rinuncia.
ma dobbiamo chiederci perché se uno rinuncia vuol dire che c'è un motivo grave, rilevante, che non si sente in qualche modo tutelato, che non ritiene che chi va a governare le istituzioni possa esprimere delle risposte ai suoi bisogni, alle sue esigenze, alle emergenze, cioè in sostanza a soddisfare quelli che sono gli obblighi che la politica assume. Questo è molto grave, che poi se andiamo a considerare che meno della metà va a votare, quelli che votano, se uno vince anche col 30%, ma è il 30% della metà e quindi è un 15%, quindi la maggioranza diciamo è quella che non va a votare. Peraltro bisogna anche dire non bisogna rinunciare, perché quando una persona rinuncia ad esprimere il suo voto rinuncia a partecipare, delega agli altri, quindi perde anche il diritto di lamentarsi, di esprimere delle doglianze, delle critiche, perché se non hai partecipato sono stati eletti quelli che tu hai lasciato che potessero essere eletti, e invece partecipiamo. Il mio quindi è un invito alla gente a non disertare. So che non funziona, guardate, io sono tra quelli, ho tanti amici, sono tra quelli che non vado a votare. Però ogni volta gli spiego, se tu rinunci non puoi più dirmi poi che non sei contento di questo, che non va bene quell'altro, perché hai rinunciato. Bisogna essere presenti, perché in tanti si può condizionare meglio quello che è il quadro, intanto scegliendo delle persone competenti, capaci, motivate, non dei caregari come diciamo in Veneto. Purtroppo anche io sono per il cambiamento della politica, io non sarei per il doppio mandato, per me basta anche un solo mandato se poi uno si impegna in quel periodo, sa che è in scadenza. Io ho fatto un'esperienza da consigliere regionale dal 95 al 2000, non posso dire il nome perché non voglio dire il nome di un consigliere che è stato rieletto almeno 3 volte. Questo dal primo giorno dell'insediamento lavorava per la sua rielezione, facendo cosa? Scelte sul territorio, perché lui aveva un uomo in ogni comune del suo collegio e questi venivano coinvolti variamente. E questo è stato rieletto, prevedeva già prima delle elezioni, io prenderò 10.000, 15.000, 20.000 voti, e poi era così, era tutto programmato. Se invece uno sa che dal primo giorno in cui si siede in quel benedetto scranno, dove assume responsabilità istituzionali, è in scadenza ogni giorno meno, secondo me svolgerebbe meglio, senza condizionamenti, il suo operato. Dopo, un mandato o 2, ma non oltre 2, ma dovrebbe essere spontaneo, perché poi la struttura si autogoverna con le strutture, con i suoi funzionari, con cioè persone qualificate che devono essere valorizzate, e quindi la democrazia non è una presa del potere, la democrazia è una partecipazione che deve rinnovarsi costantemente, altrimenti andiamo a svilirla, a sterilizzarla. Io ho scritto anche un libro sulla democrazia che ha raccolto qualche attenzione e qualche consenso. Io mi preoccupavo proprio dell'assenza dalla partecipazione al voto. E invece è la partecipazione che ci consente di affrontare meglio, perché il dibattito non fa mai male, il confronto giova a tutti, e se questi che vincono le elezioni sono una minoranza perché va a votare meno della metà, abbiamo già perso tutti. È un fallimento istituzionale, quindi la mia esortazione è: andate a votare, turatevi il naso, ragionate sulla qualità delle persone, diceva Montanelli, insomma, perché scegliete il meno peggio, ma non rinunciate, andate a votare. È fondamentale per voi, per i vostri figli, per i problemi che oggi in questo dibattito, credo con grande apprezzamento, almeno da parte mia, per la collega, e spero che lei altrettanto per me, con la conduttrice che ci ha portato su temi delicatissimi, capiscano che non è una cosa secondaria la scadenza che abbiamo il 23-24 novembre. Questo me lo auguro, insomma, è una cosa che sento fortemente. E questa è la vera sfida, quella di vincere l'astensionismo. Assolutamente, io mi sto candidando esattamente per questo, perché il partito di maggioranza è proprio chi non va a votare, e per me, da amministratore che da 18 anni sul territorio lavoro con le persone, per le persone, è inaccettabile. Allora davvero l'appello che ha fatto anche il collega diventa anche il mio. Guardate, io nella campagna elettorale non ho pensato a grandi vele, grandi strutture, pala, Geox, castelli e ville, ma io voglio condurre una campagna elettorale che sia porta a porta, incontrare le persone, invitatemi a casa vostra, nel vostro giardino, nel vostro portico, nella vostra taverna, e parliamo dei vostri problemi reali, perché è questa l'unica chiave. E ripeto, è casa nostra, decidere della regione è casa nostra.
è parlare di futuro dei nostri giovani che se ne stanno andando. 10.000 negli ultimi 10 anni, ma voi sapete, anche facendo un mero calcolo economico, che cosa vuol dire avere 10.000 giovani che se ne sono andati dalla nostra regione Veneto, in altri luoghi, non solo d'Europa, ma anche in altre regioni più attrattive. Allora forse dobbiamo fare un ragionamento serio su quello che non ha funzionato e quindi lavorare sulla mobilità sostenibile, sull'attrattività della nostra regione, sulla formazione accademica, che forse ha perso un po' di smalto. Allora davvero anche le imprese devono fare un ragionamento serio su quelle che possono essere le attrattive e le situazioni adeguate da offrire ai nostri giovani. Ecco, io mi candido assolutamente per questo e quindi andate a votare, questa è la cosa più importante. Andate ad esprimere la vostra idea, informatevi, bisogna anche fare un voto consapevole. E questi spazi servono proprio a questo. Abbiamo concluso, abbiamo esaurito il tempo. Diceva Einaudi, conoscere per deliberare, quindi se non conosci... Mi piace l'assonanza che ho avuto oggi con la sindaca Secondo me il collega viene alle civiche venete. Prima della fine. Questa è una captatio benevolenze che è un po' esagerata. In realtà corriamo su campi distinti, però con concordanza di metodo e con dialettica che secondo me è foriera di buoni risultati. Quindi grazie di averti incontrato. Grazie, è un piacere anche per me. E con questo bellissimo scambio di complimenti reciprochi io ringrazio anche per aver tenuto questo confronto in modo molto civile e composto Rossella Cendron, le civiche venete con Giovanni Manildo Presidente, grazie davvero, e grazie davvero all'avvocato Alessio Morosin di Indipendenza Veneta, per Alberto Stefani Presidente. Un ultimissimo aggiornamento doveroso: si celebreranno venerdì a Padova, l'orario non è ancora definito, nella Basilica di Santa Giustina i funerali dei 3 carabinieri morti a Castel d'Azzano. Questo è quanto si apprende da Verona. L'autopsia, il cui incarico verrà conferito nel pomeriggio dal procuratore Raffaele Tito, è prevista per domani e quindi le salme dei militari saranno messe a disposizione delle famiglie per le esequie, con camera ardente al comando della Legione Veneto dei Carabinieri. Quel giorno sarà lutto nazionale, funerali di Stato, lo ricordiamo, venerdì nella Basilica di Santa Giustina. Grazie ancora a Rossella Cendrona, grazie ancora ad Alessio Morosin, grazie a Francesca Pezzo e a Alessandro Graziera in regia. Ora la sigla, le previsioni del tempo, la nostra programmazione, poi vedrà alle 16:15 il film Mr. Anderson presenta. Grazie ancora, buon pomeriggio a tutti.